Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parlerò di una cosa un po' particolare, che non ha niente con la magia, l'esoterismo, ma che implica, come si suol dire, una situazione pesante per molti, no? L'altro giorno, di una cosa che ho visto sulla TV, cioè scusate, su un giornale online. L'altro giorno casualmente guardo un politico che era seduto, un politico di estrazione di sinistra, no? Che teoricamente dovrebbe pensare al bene, teoricamente dovrebbe, e lo ripeto, teoricamente dovrebbe pensare al bene della massa, delle persone, che diceva che bisognava togliere il reddito di cittadinanza per il semplice fatto che i nonni si erano fatti un mazzo così, che oggi viviamo nell'era delle tecnologie e che bisognava togliere il reddito di cittadinanza perché tutti devono soffrire per guadagnare. E l'hanno fatto passare tam tam, no, su questi organi del regime, no, in grande stile. Allora, io vorrei partire come al solito da 30 anni fa più o meno, o 20, quando mi hanno spiegato come sarebbe arrivata l'Italia in questi periodi. Mi hanno spiegato che quando il Movimento 5 Stelle cadrà, ai tempi sarebbe caduto, l'Italia entrerà in anarchia. Un'anarchia totale ci sarà. Adesso vediamo il draghetto che ha preso il classe del comando e già il capitano degli Alpini mi spiegava che il draghetto per l'Italia, per la mamma Italia, sarebbe stata una catastrofe. Poi me lo spiegava quando avevo 20 anni, cioè adesso ne abbiamo 30, cioè adesso ne ho 38 di più. Quindi ci troviamo in una situazione in cui hanno destrutturizzato il comparto industriale italiano, l'hanno esportato in Cina, ci sono milioni di persone che in Italia non hanno più un reddito fisso, ci sono persone che praticamente sia con la robotica sia con la deportazione dell'industria, no, si trovano senza una possibilità proprio fisica di lavorare, proprio perché ci sono i robot. In Fiat 20 anni fa c'erano 16 operai, adesso ce n'è uno che guida un robot e quindi c'è un surplus di manodopera e non c'è lavoro, non c'è proprio la possibilità. Anche se dovessero inventare un prodotto super oggi, basterebbe metterlo in una fabbrica computerizzata e robotizzata e praticamente non ci sarebbe più, non c'è più lavoro. E tutte quelle fabbriche che ancora riescono a sopravvivere per via di sussidi statali o aiuti parastatali, riescono a tenere il vuoto con ormai e vedo che salta fuori questo soggetto politico di grido che dice basta, togliamo il reddito di cittadinanza, che poi il reddito di cittadinanza uno non deve pensare che gli arrivi come si dice, qualcosa di che fa star bene alla famiglia di queste persone. Arrivano qualche briciolina, mm, e poi diceva, c'è gente che prende il reddito di cittadinanza e può fare lavori neri, al che può capitare, no? Come può capitare un politico, no? Che per salvare una banca di 22.000 persone si attacca al reddito di cittadinanza del partito opposto. Può capitare di tutto in questo mondo, però quello che mi dispiace è che ci siano politici che poi sono di sinistra, che io non ho niente con la sinistra, anche se la mascherina è nera, perché era sul comodino a destra, ho preso questa e mi è capitato questo colore. Poi mi dispiace che ci siano delle persone che sono state neanche elette dal popolo, tra l'altro, anche perché hanno mangiato fino all'altro giorno con sussidi parastatali, conoscenze e tutte quelle cose che in fondo a quei livelli purtroppo la politica permette di fare, poi se la prende con l'anello più debole a catena, cioè queste persone che magari 30 anni fa, 20 anni fa lavoravano in fabbrica e perché sono state delocalizzate le industrie, si trovano qui senza un potenziale reddito e quindi lo Stato giustamente
come in ogni altra parte del mondo, Germania, Svezia, Finlandia, Svizzera, corre in soccorso dei più deboli. E qui si vuole colpevolizzare le persone perché lo Stato ha fallito, si vuole colpire le persone, gli stessi politici che poi vanno a prendere sussidi per comprarsi palazzi a Firenze, no? Quindi quello che voglio dire io è che purtroppo alla fine c'è il basso astrale. E queste persone qui non hanno mai visto Paradiso Brissà. Ma se avessero un sentore, che non basta essere massone, che non basta fare quattro spadate alla Licio Gelli, no? Per far scalate, e non basta essere nella Toscana bene per pensare di sfuggire al Paradiso Brissago o alla Siberia, no? Queste persone qui che vanno nei mainstream di regime perché gli hanno dato una pacca sulle spalle e gli hanno detto di dire certe cose assurde. Si devono pensare che questo reddito di cittadinanza sta aiutando migliaia, milioni di famiglie e per indotto aiuta anche le altre persone. Quindi, quando questi personaggi, no, compaiono sul mainstream mi fa male perché prima loro andranno in basso astrale e quindi loro e i loro discendenti, chiaramente, perché nulla è gratis, no? Io ho visto cos'è il basso astrale e vi assicuro che non esiste un soggetto, cioè, voglio dire, un aggettivo superlativo in questo mondo che riesce non a quantificare, ma a dare una minima idea della sofferenza che passeranno questi personaggi. Secondo perché colpiscono gente praticamente che è indifesa e non per loro colpa, perché magari erano bravissimi operai anni fa, ma purtroppo l'industria è stata portata in Oriente, da cinesi, di Indonesia e quant'altro. Bene, cari amici, quindi se un politico mi sta ascoltando, no? Deve sempre ricordarsi che quando Marietto ha visto Paradiso Brissago e ha visto il passo astrale, gli tremavano le gambette. Tremavano le gambette a mio papà, tremavano le gambette anche al capitano degli Alpini di Torino. Alcuni io li rincontro, questi personaggi che si sono rincarnati, no? Che facevano i padri eterni e andavano a fare i pifferai magici, però li rincontro in condizioni estremamente difficili. Quindi lasciamo stare le cittadinanze perché ricordiamoci, quando cadrà il Movimento 5 Stelle, in Italia ci sarà l'anarchia. Anarchia totale, il draghetto sta facendo dei disastri immensi, il capitano degli Alpini tremava solo il pensiero di quello che avrebbe fatto questo personaggio. Quindi cerchiamo, non dico che io sono pro Movimento 5 Stelle, però da quello che ho potuto vedere prima che ancora Grillo sapesse cosa avrebbe fatto, è l'unico nostro aiuto che abbiamo in questa coclea di personaggi ormai destinati ad andare nel basso astrale. E io nel basso astrale non ci voglio andare, se tu ci vuoi andare segui questi qui, se no ricordati che è meglio lasciare stare e di cittadinanza e cercare di aiutare le fasce più deboli della popolazione. Grazie caro amico e alla prossima, ciao.